Siamo il popolo, Signore, che chiamiamo per tuo nome. Sì, noi dichiariamo, Signore, che tu sei il nostro Dio, perché non abbiamo scelto noi a te, tu ci hai scelto. Quando eravamo nelle tenebre, nel buio della nostra vita, tu hai fatto risplendere la luce del Vangelo. Hai fatto che il seme potente del Vangelo cadesse nella terra arida, dura, secca. Alleluia! Ma tu hai fatto crescere, Signore, questo seme come quell'etiope nel deserto di Gaza. Era lì, solo in quel carro. Non c'erano persone di là, di qua, era un deserto, la tua parola dice. Ma nel deserto tuo spirito ha operato. È nel deserto della nostra vita, Signore, che tu stai operando. È nel deserto della nostra vita che tu ci stai facendo crescere, trattando ognuno di noi. Oh Signore, ti prego, continua ad operare in noi, per mezzo di noi e per la tua gloria, Signore. Ti prego per tutti i nostri missionari, fratelli, in tutte le basi missionarie, Signore, da Belluno fino a Montiscerboli, Signore, a Verona, oh Signore, Pisa, Scandicci. Signore, continua dandoci la tua grazia, la tua forza, perché la tua gioia è la nostra forza. Signore, visita ognuno che è arrivato qui stamattina, nel suo bisogno, nella sua necessità, ma che tutti sappiano, dichiarino e riconoscono che tu sei il Signore e che una parola tua è sufficiente per fare qualsiasi cosa che sia impossibile o difficile. Tu hai fatto, Signore, Sara sterile generare nella sua vecchiaia. Tu hai sorpreso Zaccaria mentre serviva nel tempio, nel suo ordine. Signore, ti prego stamattina che mentre siamo qui a lodare, a pregare, tuo Spirito abbia libertà, opera in noi, Signore. Noi siamo edificio tuo, campo tuo acquistato, non siamo più campo abbandonato o invaso dal nemico, non siamo proprietà, Signore, con un cerchio. Tu hai messo un cerchio di fuoco attorno a noi. Alleluia! Spirito Santo, scendi come acque e purifica i nostri cuori, genera in noi il tuo frutto, risveglia la nostra anima, Signore. Tu sei la nostra forza, tu sei il nostro Signore. Nel nome di Gesù, continua con noi. Amen e amen e amen. Gloria a Dio. Lodiamo il Signore, accomodatevi. Oggi c'è con noi la nostra sorella Darli e voglio approfittare che c'è lei per lodare i cantici congregazionali con la Chiesa. Amen. Però la Chiesa canta insieme con lei, d'accordo? Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Amen. Lodiamo insieme con il numero 550.
trovato in Gesù la verità, che nessun uomo potrà mai calpestare. Abbiamo trovato vita, luce, libertà, la gloria del Signore. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gesù è il vincitore. Chi Gesù Cristo accetterà con tutto il cuore ed avrà coraggio di seguire la verità. Chi proclamerà la salvezza del Signore, la vita eterna avrà. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gesù è il vincitore. Chiunque soffrirà con Cristo regnerà. È la sua promessa che almeno verrà. Il suo messaggio di potenza e verità giammai cesserà. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gesù è il vincitore. Cantiamo più forte. Gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gesù è il vincitore. Alleluia. 222. Ho speranza nel mio cuore di no, di no. Lascia che io canto. Ho speranza nel mio cuore di andare presto a dimorare su nel cielo con Signore, alleluia. Là sarà tutto splendore, pace, gioia e sicurezza, eterna gloria l'alma mia godrà. Eterna gloria l'alma mia godrà, con colui che per sua grazia mi salvò. Là sarà tutto splendore, pace, gioia e sicurezza, eterna gloria l'alma mia godrà. Su nel cielo vedrò il Signore che per me morì qua giù sulla croce con amore, alleluia. Quale gioia nel mio cuore, si fa breve sarò là, eterna gloria l'alma mia godrà. Eterna gloria l'alma mia godrà, con colui che per sua grazia mi salvò. Là sarà tutto splendore, pace, gioia e sicurezza, eterna gloria l'alma mia godrà. Son sicuro che il Signore su me la incontrerò, la caparra nel mio cuore, alleluia. Ed allora il Salvatore questo mi muterà, eterna gloria l'alma mia godrà. Eterna gloria l'alma mia godrà, con colui che per sua grazia mi salvò. Là sarà tutto splendore, pace, gioia e sicurezza, eterna gloria l'alma mia godrà. Quando giunto sarà
sarò in cielo, festa eterna farà loro, coi seguaci del Vangelo, alleluia. Al presente questo anelo di trovarmi presto là, eterna gloria l'alma mia godrà. Eterna gloria l'alma mia godrà, con colui che per sua grazia mi salvò. Là sarà tutto splendore, pace, gioia e sicurezza, eterna gloria l'alma mia godrà. Amen. In piedi come stiamo leggiamo la parola di Dio, fratelli. Vorrei leggere Salmo 33. Salmo 33. È un salmo di gioia. Ma come mai un salmo di gioia? Se affrontiamo tante difficoltà, tanti problemi, doveva essere un salmo di lamento, di dolore, di richiesta, ma la gioia del Signore è la nostra forza. Amen? Leggiamo Salmo 33. Esultate, ó giusti, nel Signore. La lode s'addice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la scetra. Salmeggiate a Lui con il salterio a 10 corde. Cantateli un cantico nuovo. Suonate bene e con gioia, perché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore, davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo, perché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa parve. Il Signore rende vano il volere delle nazioni, Egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre. I disegni del suo cuore durano d'età in età. Beata la nazione in cui Dio è il Signore. Beato il popolo che Egli ha scelto per sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti i figli degli uomini. Dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Egli ha formato il cuore di tutti, Egli osserva tutte le loro opere. Il re non è salvato da un grande esercito. Il prode non scampa per la sua gran forza. Il cavallo è incapace di salvare. Esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Noi aspettiamo il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo.
In Lui, certo, si rallegrerà il nostro cuore, perché abbiamo confidato nel suo santo nome. La tua benevolenza, ó Signore, sia sopra di noi, perché abbiamo sperato in te. Amen? Speriamo nel Signore? La terra è piena della sua benevolenza. A volte noi cerchiamo giustificazione per la nostra condizione momentanea, ma se noi ragionassimo di un modo diverso, potevamo dire: se il Signore non fosse con me, poteva essere ancora peggio. Un giorno il Signore mi ha aperto una visione così e ho visto il male. E io ho detto: Signore, questo male, e ho parlato con Dio su quello che ho visto. E Lui ha detto a me: guarda che questo che ti ho fatto vedere non è nulla dinanzi alla rabbia del nemico contro di te, contro di quelli che mi servono. Ma io non ti faccio vedere tutto perché tu non sopporteresti. Dio sa la nostra struttura. Dio sa la nostra struttura. E Lui non ti ha fatto vedere tutto, perché tu non sopporteresti. Ma c'è la grazia per ogni momento, c'è il Signore per ogni momento, che possiamo oggi, fratelli, rinforzarci in questa benevolenza, in dire: Signore, nonostante tutto questo, io ancora riesco a vedere la tua gloria, la tua bontà, la tua giustizia. Nonostante Daniele era nella corte babilonese, c'era lo spirito di eccellenza che operava in lui, tramite lui. Non importa la nostra condizione, fratelli, noi abbiamo uno spirito di eccellenza. Noi abbiamo uno spirito eccellente, uno spirito santo che abita in noi, che è la più grande potenza dell'universo. Amen? Gloria a Dio. Fratelli, in questo momento io vorrei fare un clamore per le nazioni. Ci sono persone qua di diverse nazioni. Io dico che questa chiesa qua è una chiesa come un porto di accoglienza. Quando uno arriva c'è, si passa per il controllo non del porto o dell'aeroporto, ma quando si arriva passa per quel controllo. Ma qua il controllo è diverso. Qua il controllo non ti manderà via, non ti deporterà, no. Qua il controllo dice: benvenuto. Qua non è ancora la casa, ma è una prova della casa che sto preparando per voi. Alleluia. Amen? Quindi prega per il tuo paese. Preghiamo per la Nigeria, per tutto il mondo, per tutte le nazioni. Preghiamo per Israele. La Bibbia dice: benedetto chi ti benedice, o Israele, no? Maledetto chi ti maledisce, o Israele. Non importa la condizione loro, ma io voglio benedire loro, perché in loro sono benedette tutte le nazioni, perché il Signore ha detto a Abramo: io da te benedirò tutte le nazioni. Preghiamo per la pace in Israele, nel mondo. Ma oggi, come vedete, siamo vestiti di Africa, di Senegal.
e preghiamo per il continente africano. C'è un clamore dell'Africa, perché abbiamo lì il missionario in Mozambico e il missionario in Kenya, Joseph Yani e i suoi figli in Kenya, che lui spacca pietra, no? Per vendere queste pietre e con questi soldi per mantenere la chiesa e i bambini che sono assistiti là. C'è un orfanatrofico in Kenya, la Josiane ha lavorato là. C'è un bambino che si chiama Brian, che è suo figlio, e tutto suo è Brian, perché preghiamo per la salute di Brian, perché Brian ha sviluppato diabete tipo 1. Noi abbiamo pregato perché lei ha chiesto una preghiera per questo bambino Brian, che non era assistito personalmente, ma oggi il progetto di Guna, che è il progetto in Kenya, e come noi abbiamo un progetto Non Sei Solo Qua, là si chiama Diguna. Allora questo progetto sta assistendo a Brian e quindi lui non ha più bisogno dell'assistenza. C'è la scuola, c'è tutto, alimentazione, quindi Dio è grande. E continuiamo in preghiera per le nazioni. Prega per il tuo paese, preghiamo per Brasile, preghiamo per tutto il mondo e preghiamo per l'Italia, perché il Signore possa operare qua, e dopo noi sentiremo Rick lodare il Signore, un inno, una lode in Africa, in francese, una lode africana in francese. Noi parteciperemo dicendo alleluia, alleluia e alleluia. Amen. Gloria a Dio. Facciamo questa preghiera per i popoli, per le nazioni, per ogni gruppo nel mondo che ha tanto bisogno. Padre, nel nome di Gesù siamo qua nella tua presenza. Vogliamo ringraziarti di questa opera, Signore, quest'opera missionaria, Padre, che tu ci hai fidato da sviluppare in questo paese, ma non solo qui, dove ci sono 2 o 3 radunati nel tuo nome, tu sei lì, e ci sono uomini e donne, Signore, che si sono dedicati e hanno dato la loro vita per il tuo servizio nei paesi, nelle nazioni. Vorrei chiederti, Signore, per la pace in Israele. Vorrei chiederti, Signore, che tu possa operare nella loro vita, Signore, che tu possa, Signore, levare il loro velo e che il tuo giorno, Signore, arrivi per loro come è arrivato per noi, Signore. Ti prego che nel nome di Gesù, Padre, tu possa visitare ogni continente, dall'Oriente all'Occidente, Signore, che il tuo nome sia glorificato e che tu possa fare, Signore, prodigi, segni e meraviglie, Signore, fra le nazioni. Ti prego per Brasile, ti prego, Signore, per tutta Sud America, per tutto Centro America, Nord America. Signore, ti prego per l'Africa, Signore, in speciale, Signore, per Joseph e Annie che sono lì in Kenya ad operare nel tuo nome, Signore. Rinforza la loro fede, i suoi figli, Signore, quella chiesa e la tua opera di Guna lì in quell'orfanatrofico, Signore. Rinforza ogni servo tuo lì. Ti prego, Signore, per Oliver, e ti prego, Signore, per Aldessi, per le sue figlie che sono i missionari, Signore, anche in Kenya. Signore, che tu possa dare loro, Signore, strategie, che tu possa guidarli, che tu possa preparare ogni cosa. Signore, ti prego nel nome di Gesù, Padre, anche per l'Europa che adesso, Signore, subisce questo attacco spirituale, Signore, ma che tu possa alzare gli europei, che tu possa alzare anche, Signore, quei che sono
qui in tutti i paesi dell'Europa, Signore, che tu possa alzare voci che parlino, che gridino, che dichiarano che tu sei il Signore. Padre, ti prego, Signore, che tu possa operare nell'Asia, Signore, che tu sia lì con loro e che tu possa entrare in quelle porte chiuse, Signore, nel nome di Gesù, la Chiesa perseguitata, nel nome di Gesù, Signore, ti prego, continua ad operare, Signore, sia il sostegno del tuo popolo, è nel nome di Gesù, Signore, è nel nome di Gesù, amen e amen. Gloria a Dio. Accomodatevi, fratelli, ascoltiamo fratello Rick lodare il Signore e lasciamo che loro possano. Ieri abbiamo avuto un incontro giovanile a Pisa, è stata una benedizione, eravamo in tanti per la gloria di Dio e è stata veramente una serata meravigliosa. Pregate per i giovani perché il Signore possa rinforzarli. Amen. Fratello Rick. Saluti la Chiesa, pace del Signore. Amen. Adele, se vuoi puoi venire per cantare con me. Amen. Perché lo spazio è grande, mi sento un po'. Per favore. Per favore. Noi canteremo alleluia. Lui canta e noi diciamo alleluia. Quando dico il est bon de louer Dieu, voi dite alleluia. Ok. Sì. Possiamo metterci in piedi? Allô. Saluta tutti in francese. Bonjour à tous. Bonjour. Et bon dimanche. À vous tous. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh louons-le. Oh louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Oh, élevons-le, élevons-le. Il est bon de louer Dieu, alléluia, alléluia, louons-le. Il est bon de louer Dieu, alléluia, alléluia, louons-le. Quand ton père s'élèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Si ton mari t'abandonne, même si ta belle famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, invoque
invoque-le. Que tu as besoin de vertiger, oh. Donc Dieu là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Si tu as besoin des enfants, à 90 ans, Sarah a conçu. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Besoin de mariage. Si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh. Tu as un Dieu. Invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh. Quand Dieu là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Louons-le. Possiamo applaudire per il Signore e applaudiamo. Gloria a Dio. Che benedizione. Vedete come la grazia di Dio è multiforme, opera di tutto il mondo, dappertutto, non c'è barriera, non c'è limiti, non c'è, perché il Signore è colui che salva. Amen? Pastore José Gomes da Silva diceva: Dio ama l'europeo, ma ama anche l'africano. Per lui non ha distinzione. La nostra prima missione, 50 anni fa, la nostra chiesa in Brasile ha inviato il primo missionario nell'anno di 1974, in Mozambico. Fratelli, in quell'anno, 1974, tempo di guerra, tutto, è stata una grande sfida. Ma fino adesso il Signore ci aiuta a fare questa opera. E siamo 14 famiglie missionarie in 10 paesi, operando per la gloria del nome del Signore. Amen? Gloria a Dio. Fratelli, in questo momento facciamo anche una preghiera per la raccolta delle decime e delle offerte. Tutto che vedete, che funziona, che state vedendo qui, è frutto della nostra fede, della nostra contribuzione. Questa chiesa non è mantenuta né dal comune, né da un ente privato, no. Sono le offerte volontarie. Io dico sempre, sono i cuori messi dentro la busta. Perché prima dell'offerta essere soldi è un desiderio. Prima dell'offerta diventare un numero è un sacrificio, perché esce dal nostro cuore. Sapete quanto costa un bambino in Africa per essere sostenuto? Il nostro progetto adesso in Mozambico ha scavato un pozzo e tutta una comunità, non è solo per il progetto, tutta una comunità a Nampula, a Nomba, è mantenuta da questa, bevi di quest'acqua e vengono a prendere quest'acqua. Prima dovevano pagare per quel camion che porta acqua, ma adesso siamo riusciti a fare un pozzo. Abbiamo scavato più di 100 metri, perché la terra è dura e secca, ma il Signore sa dove c'è l'acqua, no? E na prima prova, lì è venuta già acqua e c'è un serbatoio gigante
che si riempie e tutte le persone fanno fila per prendere i suoi secchi d'acqua, ma prima dovevano pagare, adesso non pagano nulla, perché la tua offerta, la mia offerta, la nostra preghiera, perché magari, ma io non ho inviato l'offerta, ma noi preghiamo, sì o no? E Dio ha mosso chi può, chi ha, e è arrivato là. Amen? Quindi noi faremo adesso nostra raccolta per la manutenzione dell'opera del Signore in Italia, e possiamo fare con gioia. Sono felice che ci sono i fratelli che ci visitano, e vorrei dirvi che non dovete essere costretti a fare quello che faremo noi adesso, perché noi sappiamo la nostra responsabilità come membro della Chiesa, come partecipi dell'opera missionaria. Quindi siate liberi di fare se volete, ma non sentitevi costretti a niente. Questo è un modo consapevole della Chiesa servire il Signore, perché non facciamo per emozioni, facciamo consapevolmente, perché siamo mantenitori di quest'opera, e per noi è un piacere essere mantenitori di quest'opera. Amen? Che Dio benedica la tua vita, la tua famiglia, che Dio faccia rendere questa tua offerta 100 volte in più per la tua casa, per il tuo sostegno, per la gloria del Signore. Amen? Gloria a Dio. Vorrei fare una preghiera in questo momento per tutti i fratelli decimisti e offerenti. E con noi c'è anche il diacono Jonathan Picardi. Di chi è figlio? È proprio il timbro, no? Del suo papà, del babbo. Lui è in Toscana ora, qui è babbo. Allora è il timbro del suo babbo, e quindi è impossibile non dire che è figlio del pastore Vito. Amen? Con lui c'è anche suo figliolo Isaia e la sua moglie carissima sorella Giorgia. Non è la Meloni, ma è la Merlin. Ok? Non abbiamo il ministro, ma abbiamo il ministro di Dio. Amen? Gloria a Dio. E siamo felici con la loro presenza. Facciamo così e diciamo che il Signore continui a benedirvi. Amen? C'è anche i nostri fratelli da Legnago che non conoscete, Vinicius, Darli e Anthony, che fra 2 mesi sarà qua, e nessuno potrà dire niente a me, perché io do da mangiare ai bambini, con me non c'è dieta, sono il nono e così è. Quindi che Dio benedica Vinicius e Darli e Anthony, che lei possa partorire veloce, sentire poco dolore. Dolore ci sarà, però deve affrontare, ognuno deve fare la sua strada, perché è nel dolore che genera la mamma, no? Allora ci sarà, e che Dio benedica. C'è anche il nostro amico che è tornato, che Dio ti benedica. Sono felice della tua presenza. E le sorelle che ci visitano stamattina per la prima volta, la seconda lei e la prima volta la sorella. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. Portate di qua una vittoria. Preghiamo anche per i nostri fratelli che lavorano. Qui, questa chiesa, ci sono molti lavoratori, perché siamo a Firenze, sappiamo che abbiamo una zona alberghiera e purtroppo qui non c'è festa, non c'è domenica, qui si lavora tutti i giorni e è molto difficile, ma preghiamo per i nostri fratelli, perché Dio possa dare a loro un lavoro da lunedì a venerdì, perché loro possano avere tempo per la loro famiglia, perché non siamo venuti dal nostro paese per essere schiavi, ma per servire, e la nostra priorità è il Signore. Amen? Se diamo priorità al Signore, mangeremo il meglio di questa terra. Amen? Gloria. Vorrei chiedere al diacono Jonathan di fare questa preghiera
per tutti i fratelli offerenti e faremo questa raccolta con gioia nella presenza del Signore, e dopo la preghiera loro cantano, non so, tu canti. Amen. Signore, noi ti ringraziamo questa mattina per la possibilità di essere nella tua casa, Signore, per la possibilità di essere qui. Io ti prego, Signore, per ogni offertante questa mattina, Signore, che tu possa benedire, Signore, le loro case, le nostre case, Signore, che tu possa benedire le nostre entrate, le nostre uscite, Signore. Io ti ringrazio per ognuno che offre, Signore, con gioia, Signore, con un cuore allegro, Signore, per mantenere la tua opera, Signore, e fa che possiamo portare molti frutti dove tu ci hai chiamato. Amen. 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 Fratelli, posso chiedere di alzarci in piedi? Tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, e dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire io canterò della tua bontà. Alleluia. Alza le tue mani, dichiara. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buono, con tutto il fiato che ho dentro io canterò della tua bontà. Amo la tua voce e mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco? Io ti conosco come Padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. Sì, Signore, in ogni tempo sei fedele. Alleluia, Signore, in ogni tempo sei così buono, con tutto il fiato che ho dentro io canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele. In ogni con tutto il fiato che ho dentro io canterò della Quanti questa mattina possono cantare e possono dire che la bontà del Signore è grande nella nostra vita? Quanti possono dire che la bontà del Signore nella nostra casa è grande, perché Dio ancora oggi compie nella nostra casa la sua benignità, la sua bontà è sempre nella nostra casa. Quanti possono dire questo? Amen. Cantiamo di nuovo. In ogni tempo che ho dentro
canterò nella tua bontà. Io canterò nella tua bontà. Io canterò nella tua bontà. Alleluia, Signore. Alleluia, Dio. Alleluia, Signore. Gloria a Dio. Accomodatevi, fratelli. Vorrei invitare i bambini per la classe felice. Oggi siamo in numero ridotti. E guarda, arrabbiata perché da solo. Vieni Jean. È indignata, dice come mai solo io? E i ragazzi giovani, gli adolescenti, fra un po' Jean va alla classe degli adolescenti, fra un po', manca poco. Gloria a Dio. Fratelli, meditiamo sulla parola del Signore stamattina e ringraziamo il Signore per questa mattina, di questa opportunità che il Signore ci dà di poter essere qui. Ogni opportunità è preziosa, è importantissima, è come unica, ultima, e lodiamo il Signore per ciò che Lui è nella nostra vita e per ciò che Lui fa. Amen. Il Salmo 33 è un salmo di gioia e potevo fermarmi a meditare su tutto questo salmo versetto a versetto, ma quando leggiamo tutto il salmo, il salmista ci presenta un personaggio e una realtà. Chi è questo personaggio? È Dio. E qual è questa realtà? Era la realtà di chi aspetta in Lui. Alla fine Lui finisce dicendo: la tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in te. E voglio, se lo Spirito Santo mi dà e riuscirò a comunicarvi quello che il Signore mi ha dato, pregate per me, voglio parlare oggi di questa attesa, di questo sperare, che non è una cosa facile. Chi piace aspettare, chi piace aspettare? Se uno fissa un orario e non arriva in quell'orario, è terribile, sì o no? Al lavoro, una persona che aspetta, che fa aspettare o che arriva in ritardo, non è una persona responsabile, perché fare aspettare è una mancanza di rispetto, e essendo una mancanza di rispetto è come se quello che ci fa aspettare fosse dispettoso con noi, sì o no? Però in questo quadro, in questa storia, in questa realtà, aspettare non vuol dire mancanza di rispetto. Aspettare vuol dire speranza, perché non è che Lui ci fa aspettare per una cosa che noi non sappiamo che se avremo o non avremo. No, Lui ci promette e Lui è fedele per compiere ogni sua promessa. Apro un parentesi solo per fare capire sulle promesse, perché ci sono persone che dicono: io ho una promessa, ma la mia domanda è: chi ti ha fatto questa promessa, Dio o una persona? Perché conosco diverse persone che dicono: ma io ho una promessa di Dio, ma chi ti ha fatto questa promessa? Quando è Dio, non importa il tempo. Vediamo sulla storia di Abramo, vediamo sulla storia di Zaccaria, l'attesa della promessa. Anzi,
Abramo aveva una promessa, Zaccaria no. Non vediamo mai sulla storia di Elisabetta e Zaccaria un momento in cui Dio ha inviato un angelo o un profeta o un messaggio in sogno dicendo tua moglie partorirà. No, la realtà di Zaccaria e di Elisabetta era una realtà di sterilità dove loro, avanzati in età, non potevano generare e magari erano già d'accordo con quella realtà. Ormai siamo già vecchi, cosa aspettiamo? Quindi questa attesa non è una cosa facile. Perché? Perché sperare sarà sempre una sfida. Comunque sperare nel Signore è possibile. Perché in Lui noi abbiamo certezza, come dice agli Ebrei capitolo 11, che la fede è la certezza delle cose che non si vedono ma che si sperano. Allora noi non vediamo, non è materializzato, ma abbiamo certezza che Dio, questo che lo stesso salmista ha detto, tu hai detto che ci fosse e fu. Nel versetto 11 lui dice, nel versetto 8 lui dice, tutta la terra teme il Signore, davanti a Lui abbiamo timore tutti gli abitanti del mondo. Versetto 9, poiché Egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa apparve. Quindi noi non stiamo parlando di uno che non ha possibilità di fare o che aspetta o ha fatto un investimento sicuro. Come vediamo ora, ci sono degli investimenti e ci sono quelli che hanno un rischio maggiore, altri che hanno un rischio minore, ma tutti hanno un rischio. Ma aspettare nel Signore non c'è nessun rischio, perché Lui è fedele. Chi può dire amen? Lui è fedele. Il tempo passa, perché chi aspetta desidera che sia veloce, perché noi viviamo in una società immediatista. Sì o no? Io vedo qui tutti i giorni le persone che appena arrivano e dicono, ah ma guarda, ho bisogno di trovare un lavoro, ho bisogno di fare questo, ho bisogno di fare documento, però tutto ha il suo tempo. E noi abbiamo ansietà per non vedere questo tempo accelerare. Il rallentamento del tempo molte volte non è che il tempo si rallenta, è che è la tempistica per le cose. C'è ora di pranzo, c'è ora di cena, c'è ora della colazione, sì o no? Perché tutto ha il suo tempo. Ecclesiasti capitolo 3. Però noi in questa società immediatista vogliamo che tutte le cose siano veloci, che noi appena vogliamo o arriviamo e tutte le cose succedono. E non è così. Per aspettare abbiamo bisogno di avere pazienza. È la crisi mondiale. Le persone non hanno pazienza. E pazienza cos'è? Un frutto dello Spirito. Quanto meno le persone cercano il Signore, meno pazienza hanno. Perché chi genera nelle persone, in noi cristiani, in noi, parliamo di noi, chi genera in noi questa pazienza è lo Spirito Santo. A volte noi diciamo, ma io pastore ho tanto da fare, ma io ho questo impegno, il mio programma settimanale è impegnativo, tante cose, e la mattina presto, dopo ho questo da fare, e abbiamo un programma che 24 ore sembrano poche per quello che dobbiamo fare. E se noi diciamo, puoi fermarti 2 ore, 3 ore per pregare, no, non ce la faccio perché ho questo da fare, ho questo da fare. E noi pensiamo che fare renderà possibile la promessa, renderà possibile le cose.
È come se fermarsi per pregare o fermarsi per cercare il Signore fosse una perdita di tempo. Perché questa società ha messo la ricerca al Signore non al primo posto. Nell'elenco delle ricerche il Signore non è il primo posto. Non è al primo posto. E cosa succede? Le persone fanno come nel tempo di Neemia, nel tempo di Ageo, che ha detto: voi seminate troppo e raccogliete poco. Perché? Qual era il problema dei giudei esilati che tornavano dall'esilio a ricostruire la città di Gerusalemme? Qual era il problema? È che loro si interessavano di costruire la loro casa, i loro beni per sostenere la loro famiglia. Era quello. Loro volevano: la mia casa no, adesso devo ricostruirla, devo fare una ristrutturazione e devo darmi da fare. Allora seminavano molto perché avevano bisogno di raccogliere molto, perché quei semi erano venduti, quel frutto era venduto e loro potevano sistemare la casa, la vita e avere da mangiare. Ma qual è stato il risultato? Raccoglievano poco. Nel libro di Ageo dice: voi avete le tasche bucate. È come se avesse le tasche bucate, perché mettete e non aggiungete, perché non rimani. Sarà che tu non ti trovi in questa condizione oggi? Pensiamo un poco, tutti noi, a cominciare da me. Sarà che noi non stiamo facendo troppo, cercando di tante cose e alla fine non si rende nulla? Anzi, tu stai diventando una persona stressata, angosciata, senza dormire, piena di inquietudini. Fratelli, perché il numero di ricerche ai psicologi aumentarono? Perché le persone hanno bisogno ora di terapia. E non escludo la terapia. Chi ha bisogno, cerchi la terapia. Ma la causa non possiamo annullare come spirituali. È la ricerca che abbiamo cambiato. È la priorità che abbiamo cambiato. Interessante è quando nella corte di Nabucodonosor, lui serviva lì, Daniele serviva lì, il primo re, lui ha servito il primo re e quel re è stato sostituito, e quando il secondo aveva avuto bisogno, che sono venuti a chiamare Daniele, hanno detto: sei tu lo stesso Daniele che aveva lo spirito eccellente? E Daniele come si trovava? Come prima. Un altro esempio, quando il Signore parla alla chiesa di Efeso e dice a quella chiesa che ha ospitato Paolo che Dio ha fatto tante meraviglie lì in quella città, e il Signore ha detto: ricordati del primo amore, torna al primo amore, perché hanno perso la priorità. Fratelli, non esiste successo senza Dio, non esiste prosperità fuori dalla presenza del Signore, non esiste benessere, una persona tranquilla, in pace. Non esiste pace fuori del perimetro di Dio. No. La parola dice che fra le tue mura ha pace, Signore. Ecco, il salmista quando dichiara fra le tue mura, sta dicendo dentro il tuo perimetro, dentro il tuo cerchio, nella tua presenza ha pace. Il mondo sta cercando una pace che non la troverà. Il mondo sta cercando soluzioni che non troverà.
Le politiche, ha detto già Billy Graham a quel tempo, che le politiche sono capaci di cambiare molte cose, ma non hanno mai avuto sufficienza per cambiare gli uomini. Per più che noi pensiamo che questa cosa, questa attività o questo investimento porterà frutto, noi non possiamo dimenticare che Dio ci ha fatto per Lui. E la società sta perdendo Dio, si sta allontanando di Dio, non c'è più l'identità di Dio, è in mutazione. A volte io mi fermo a guardarmi se io non sono già diventato un extraterrestre. Perché quando noi vediamo il sistema che ci spinge a essere così, a fare così, il sistema ci spinge proprio ad essere chi noi non dobbiamo essere. Siamo come le acque agitate del mare di Genesaré, dove la barca di Gesù passa al di sopra. E molte volte nella nostra vita Gesù solo passa. Non partecipiamo. Lui non partecipa della nostra vita, delle nostre decisioni. Ma la parola del Signore dice: beata la nazione in cui Dio è il Signore, beato il popolo che Egli ha scelto per sua eredità. Ma tu ti sei dimenticato a chi appartieni? Noi siamo veramente in Babilonia, siamo in terra estranea, ma noi abbiamo un Dio. E Dio stamattina ci sta parlando dicendo: ma guarda, fai attenzione. Che la parola del Signore dice: ci sono vie che pare bene agli uomini, ma la fine è di morti. Molte volte entriamo perché, sai pastore, è così. E cosa fare? Tutti noi sappiamo cosa fare. Quando ricordo di Giona, quando quei marinai sono scesi al fondo della nave e ha detto: ma chi sei? Sono ebreo. A chi servi? Io sirvo al Dio degli ebrei. Lui sapeva cosa fare o no? L'acqua si agitava, tutto era agitato, loro perdevano il carico, ma quando hanno detto cosa facciamo, Giona ha detto: la soluzione, se volete fermare questa tempesta, la soluzione è che mi prendete e mi buttate. Lui sapeva o non sapeva? Tu lo sai cosa devi fare. Tu sai cosa devi fare, sì o no? Noi tutti sappiamo. Io non sto parlando a una chiesa immatura. Io non sto parlando alle persone che non conoscono Gesù. Chi qua non ha mai sentito parlare di Gesù? Chi qua non è battezzato ancora in acqua? Tutti siamo. Fratelli, io non sto parlando alle persone immature. Io sto parlando alle persone distanti dal Signore. Io non sto parlando alle persone che non conoscono Gesù, che non conoscono la parola. No. Magari noi non abbiamo una profondità e dobbiamo averla, ma Dio, lo Spirito Santo oggi sta parlando con diverse persone che un giorno erano e avevano una storia e dicevano: ma io facevo, io pregavo, io ero così, e oggi chi tu sei? Quante volte noi ascoltiamo queste testimonianze di persone che dicono: ah, ma quando io ero giovane nella chiesa facevo questo, cantavo nel coro, partecipavo dell'evangelizzazione, e oggi?
quello che tu hai fatto nel passato ti ha portato fino oggi. Ma per domani, cosa tu stai facendo oggi? Ci sono persone che stanno sviluppando patologie per stress, perdita di capelli, prurito, male di pelle, tante cose per causa dello stress. Sabe perché? Perché non riesce a gestire la sua vita. È come un treno senza freno, è come una vita senza direzionamento, è come un pompiere. Tu stai vivendo come un pompiere, che dove c'è una fiamma, un incêndio, tu sei lì a spegnere e non stai costruendo nulla. In questa mattina missionaria, lo Spirito Santo oggi mi usa come un campanello a suonare nella tua vita, nella tua anima dormente, dicendo: svegliati, perché tu sei ebreo di ebrei. Tu non sei una persona qualsiasi che non conosce, che non mi conosce, che non conosce la via. No. Dove sono i tuoi talenti? Non riesci a vedere più la benevolenza quando la parola dice tutta la terra è piena della sua benevolenza, ma non riusciamo a vedere perché i nostri occhi riescono soltanto adesso a vedere il caos, i problemi. Quello che ha detto il medico. Ho già raccontato qua che io avevo un ragazzo nella chiesa quando ero leader di giovani, e quel ragazzo si è sposato, ha avuto un figlio, quel figlio è nato con sindrome di Down, e lì quello uomo, mio ex componente che partecipava di quel gruppo di giovani, lui ha preso quella diagnosi del medico che diceva: va all'INPS perché questo bambino riceverà la pensione per tutta la vita. E quel ragazzo ha deciso del suo cuore di non fare così, perché lui ha detto: se io vado all'INPS e prendo questa pensione, io sto dichiarando che mio figlio è quello che il medico ha detto, e non lo farò. Lui ha dato un passo più avanti. Alleluia! Alleluia, il Signore ti sta invitando a dare un passo più avanti della tua realtà oggi per fede. Il Signore ti sta invitando a dire, ti sta invitando a camminare, a seguire. Ma dove? Che non c'è strada? Dà il tuo passo e il Signore farà la strada. E il tempo passò. E oggi quel bambino sano, non c'è niente, non c'è nulla, non bisogna di pensione, perché crescerà, diventerà un uomo e potrà lavorare con le sue braccia. Tu preferisci, cosa tu preferisci? Tu preferisci una macchina o tu preferisci due belle gambe? Cosa tu preferisci? Una bella macchina tutta automatica per un disabile o tu preferisci i tuoi piedi sani? Noi stiamo perdendo la visione delle cose di Dio, che Dio fa per noi, perché noi siamo più interessati alle cose, perché le cose ci attirano l'attenzione e ci incantano. E perdiamo il valore delle cose che sembrano semplici ma sono importantissime per la nostra vita. Tu vuoi vivere senza i tuoi piedi? Tu vuoi vivere senza i tuoi occhi? Tu vuoi vivere senza parlare, senza ascoltare? Tu vuoi vivere con un polmone artificiale? Respira oggi la benevolenza di Dio. Alleluia! Cammina sulla terra, che è bontà di Dio. Cammina con i tuoi piedi, anche se tu stai camminando come me, un pochino così, ma camminiamo, fratelli, camminiamo perché qualcuno sta essendo portato.
ma noi camminiamo. Dio ci sta invitando a dare un passo più avanti. Dio ci sta invitando a camminare per fede. Perché alcuni pensano che ciò che hanno e ciò che fanno risulterà in soluzione, ma la parola del Signore dice: il re non è salvato da un grande esercito, il prode non scampa per la sua gran forza, il cavallo è incapace di salvare, esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Vedete l'insufficienza delle cose? E cosa noi vediamo? Le persone cercando sempre soluzioni così materiali. Oggi le persone non vogliono fare figli perché i figli sono un problema. Perché il mondo è un problema. Ah, non sai, figlio costa. Il sistema ha messo proprio nella testa delle persone queste barriere, questi limiti. Tu vuoi 10 figli? Ah, io mi sono già preoccupato 10 perché ho detto fino a quanto sarò. Sono un po' preoccupato. 10, io volevo 5, ma 10 già. Allora facciamo 12, facciamo la tribù di Israele. Fratelli, il mondo sta lavorando per fare le donne sterili, gli uomini sterili, aggiungendo cose nei nostri alimenti per ridurre la nostra salute, ma il Signore vuole farci fertili spiritualmente e fertili anche materialmente. Ah, non, perché questo mio figlio è nato con un problema e non farò un altro. Ma che dici? Io ho già tanti problemi, ma tuo figlio è una benedizione. Tu puoi dire oggi che tuo figlio è una benedizione. Fratelli, ci sono persone che oggi non danno più esempi ai giovani, agli adolescenti. Se domandiamo, volete sposarvi? No, non voglio sposarmi. No, perché matrimonio è difficile. È vero o no? Ma io dico a voi, sposatevi, perché il matrimonio è la cosa migliore che, dopo la salvezza, è la cosa migliore che il Signore ha fatto per gli uomini. Perché Dio stesso, dopo che ha creato l'uomo, ha detto: è buono, non è buono che lui rimanga solo. Fratelli, il matrimonio è benedetto. E oggi le persone svalutano questo. No, perché sposarsi non è buono, è meglio di no, è meglio che stia solo. E stimola cosa? Stimola la prostituzione, stimola la vulgarità, no, volgarità, stimola le ideologie che sapete, sì o no? Stimola tutto questo, perché la famiglia non c'è più valore. Non esiste famiglia senza un maschio e una femmina. Non esiste famiglia senza un marito e una moglie. Non esiste famiglia. La famiglia non nasce con un bambino, come vediamo adesso. Le donne che diventano incinte adesso sono una famiglia. No, fratelli. La famiglia inizia con il marito e con la donna. Tu puoi dire che il tuo matrimonio è una benedizione. Da un passo avanti. Non è la realtà di oggi, ma da un passo avanti e dici: la mia casa, il mio matrimonio è una benedizione nel nome di Gesù. Quell'uomo com'è, ma è benedizione di Dio per la tua vita. Quella donna come sia, è una benedizione di Dio per la tua vita. Non possiamo dire male di quello che Dio ha detto che è bene. Non dobbiamo trasfigurare la benedizione in maledizione, perché non è nostro gusto.
Fratelli, stiamo vivendo un tempo dove le persone, nella loro impazienza, mancanza di pazienza, stanno scegliendo essere portati dal sistema. Perché cercare il Signore è nuotare contro correnti. E questa corrente è molto forte, che ci sta portando via. Ma cercare il Signore è nuotare contro correnti. È nuotare contro correnti. E bisogna fare molto sforzo. Ma molto sforzo. Ma vale la pena. Io oggi vorrei finire questo messaggio di avvertimento, di esortazione, dicendo: non lascia che la mancanza di pazienza distrugga la tua vita. Non lasciare che la mancanza di pazienza distrugga la tua vita, distrugga il tuo matrimonio, distrugga la tua famiglia, distrugga il tuo futuro. Giovani, il sistema dice: dovete fare questo perché avete l'età. La scuola ha una politica ideologica che dice che le bambine, appena arrivano il ciclo, le mamme devono dare anticoncezionali, la pillola. No, questo è il sistema. La parola dice ai giovani che sperino, si metta da parte la ragazza per suo marito e il ragazzo per la sua moglie. Fratelli, questo sistema sta distruggendo la famiglia, sta distruggendo il mondo, sta distruggendo la fede, la chiesa. Le chiese si svuotano perché le chiese sono fatte di famiglie. E vedete quante persone non riescono a continuare con il Signore perché hanno la famiglia distrutta, non sono frequenti, non partecipano, perché c'è la famiglia proprio crollata. È tempo di restaurare la porta che Neemia ha restaurato, è la porta delle pecore. Sa cosa vuol dire la porta della pecora? Non è solo la porta che io sono pecora del Signore, no. La pecora vuol dire il gregge, vuol dire il raduno. E il Signore vuole che io e te possiamo oggi alzarci per ricostruire con pazienza, nonostante i nemici ci sono e le minacce ci sono, ma non importa, il Signore ci renderà forte. Alleluia, tu puoi dire alleluia, tu puoi dire amen. Il Signore ti renderà, fai così con le tue mani, il Signore renderà le tue mani forti. Il Signore renderà le tue mani forti perché tu possa ricostruire la porta della pecora dentro la tua casa, nella tua vita. Fratelli, finisco. Questa attesa non è facile. Ma se noi cerchiamo il Signore, non sarà difficile. Sarà facile? No, ma non sarà impossibile. Mettiamoci in piedi. Come mi manca le lodi in portoghese se fosse tradotto. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Io voglio ricostruire tornerò alla via.
fare le prime opere, Signore. Io mi ravvedo, Signore. Io mi ravvedo, Signore. Io mi ravvedo, Signore. Alleluia! Io voglio tornare al primo amore. Portaci, Signore. Rasciurimi cantui. Voglio tornare al primo amore. Eu quero voltar a Deus. Alleluia! Io voglio tornare a Dio. Torna Italia a Dio. Dadavascidei, minha fama. Oh, anima mia, torna al Signore. C'è un invito di Dio oggi. Torna. In Lui tu troverai la pazienza. In Lui tu troverai la forza. Lui renderà le tue mani forti per ricostruire questo muro abbattuto, questa porta bruciata, questa finestra bruciata. Alleluia! Ma il segreto, fratelli, è ricostruire il Tempio, è innalzare l'altare. Voglio tornare al primo amore. Io vorrei chiederti di fare una cosa. Da un abbraccio in una persona. Magari tu hai già abbracciato questa persona, ma rivolgiti donna con donna, uomini con uomini. Da un abbraccio forte di Dio, no? Quell'abbraccio di Dio. Abbraccia una persona. Spirito Santo, lavora in questo abbraccio, Signore. Signore, Signore. Abbiamo ricevuto stamattina un rinforzo. Mattina missionaria, un rinforzo. Che Dio ci benedica, che Dio benedica te e la tua casa. Vorrei ricordare ai fratelli che 8 novembre noi avremo un pomeriggio e una serata di festa, di celebrazione, di gioia. È un sabato, sarà nella chiesa di Scandici, la nostra base missionaria a Scandici, in via di San Giusto 2. Io vorrei invitare a tutti che sono presenti a essere lì in questo culto di gratitudine per 10 anni di opera missionaria qua. Amen? Non mancare, sarà un giorno memorabile. Che Dio vi benedica. Grazie Jonathan, Giorgia, Vinicius, Darli, le sorelle, tornate. Questa è vostra casa, è la casa del Padre.
Che Dio benedica a tutti nel nome di Gesù. Amen. Felice per Michel. E ieri è stato il compleanno di Adele. Adele, io voglio lasciare un versetto per te. Vieni qua e faremo una preghiera. (15 anni? Io vorrei lasciare per te Salmo 84. E quando ho detto lascerò un versetto per Adele, è venuto questa come una freccia nel mio cuore. Salmo 84, 3, che dice: anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. I tuoi altari, ó Signore degli eserciti, Re mio e Dio mio. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano per sempre. Amen, Adele? È venuto questo versetto come una freccia così, perché come Adele è venuta dal Senegal, che è arrivata qui con suo puccino, lui era questa misurina, piccolino. Quanti anni? Quanti anni? Lui aveva 6 anni. E quando era arrivato, magrolino, non sapeva parlare niente, ma sembrava la rondine di primavera che arriva, no? La rondine nella primavera, nell'estate, no? Nell'estate la rondine di Milvia. Di primavera, la rondine nella primavera. E qui lei è entrata e ha trovato, non nella casa, questo tempio, ma nella famiglia di Dio. Una famiglia. Perché non importa da dove tu vieni, non importa la tua nazionalità, perché tu sei come noi siamo come te, perché nostro Dio non fa differenza. E so che tu ti sei trovata a casa. Come noi abbiamo ricevuto la sorella, come la sorella che era lontana. E Adele e Jean fanno parte della mia famiglia, è come famiglia mia. Io dico: Jean, vieni a abitare con me. E Jean prima diceva sì, ora non vuole più. Sta crescendo, ma prima voleva venire e stare con me a casa. Ma è buono che cresca dalla sua mamma. E sono contento per la vita di Adele. Preghiamo per suo marito, figli, perché il Signore possa benedire questo matrimonio ancora, che il Signore ti dia pazienza. Hai visto la parola oggi? Pazienza, perché questo muro venga edificato. Amen? Quindi preghiamo per Adele, che Dio benedica tutti i fratelli. I fratelli, venite da Priscilla per prendere il vostro invito per la festa. Ho fatto un invito cartaceo, perché per farvi capire che è un momento importante. Quando riceviamo un invito per matrimonio, facciamo tutto, no? Spostiamo lavoro, prendiamo ferie. Allora è questo ragionamento che vorrei che tutti possano avere, d'accordo? Allora venite da Priscilla e prendete il vostro invito. Non che deve entrare con invito, ma è un simbolo per ricordare quella data, ok? Preghiamo per Adele. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento voglio ringraziarti per la vita di Adele, per i suoi anni, per tutto ciò che tu hai fatto in lei, Signore. Grazie della tua benedizione, grazie, Signore, della tua salvezza nella sua vita, che lei ti ha potuto servire e ti servi con gioia. Che tu possa rinforzarla, che tu possa, Signore, lavorare nella sua vita, finché il tuo frutto sia generato completamente in lei e che tu possa restaurare la sua famiglia per la tua gloria. Continua a benedire, Signore, suo marito, benedice i suoi figli
e tutti quelli che sono rimasti nel suo paese. Ma lei che è qui, Signore, falla capire la tua volontà e falla, Signore, avere gioia anche, Signore, fuori del suo paese. Signore, ti ringrazio che tu possa dare a lei salute e forza, nel nome di Gesù. Amen. Allora che Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi per sempre. Noi possiamo dire amen? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Adele, tanti auguri a te. Ti benedica il Signor, ti benedica il Signor, ti benedica il Signore. Tanti auguri a te. Amen. Che Dio vi benedica. Rimanete per pranzare con noi. Chiederò ai fratelli di organizzare le sedie e i tavoli, e le sorelle che possano preparare, apparecchiare i tavoli.